Buongiorno e benvenuti, ben svegliati qui con me stamattina. C'è Domenico Basso, collega. Ciao Antonella. Ciao Domenico, scrittore e la tua ultima pubblicazione, io la chiamo così, poi tu ci svelerai che cosa è nella fattispecie, è Treviso nel cuore, volti e luoghi celebri. C'è Treviso, che è la tua città. Ci sono i volti che sono un po' una caratteristica, no? la tua trasmissione, il tuo libro Volti e Storie, andare a scoprire, raccontare i personaggi di questa regione. Nella fattispecie invece in questo libro racconti personaggi trevigiani, non necessariamente tutti personaggi illustri, ma personaggi, anzi persone che hanno Treviso nel cuore e di ciascuno tu hai fatto raccontare un luogo speciale. Innanzitutto, Treviso nel cuore cos'è? Treviso nel cuore è un libro, se vogliamo possiamo anche definirla una guida telecomandata. Perché? Perché ci sono questi personaggi, come hai detto tu, che mi svelano, mi raccontano i tre luoghi del cuore. Ognuno per un motivo ricorda determinati momenti della sua vita e quindi mette a fuoco queste zone della città, che sono zone prevalentemente note, ecco perché in qualche modo è anche una guida. E quindi insomma è una guida un po' telecomandata, ragionata, ognuno descrive gli angoli che quando ci passa davanti gli ricordano qualcosa. Io l'ho definito anche una sorta di viaggio nella memoria. È nato così infatti il libro, no? È nato camminando. Tu sai bene, ne abbiamo parlato anche qui, sono un camminatore, nel caso specifico camminavo senza i miei abituali bastoncini, ma giravo per la città, mi facevo un po', Treviso è piccola come città, no? Quindi la puoi girare in pochissimo tempo. E un pomeriggio d'agosto, mi ricordo di un anno fa, mi sono detto, ma quali sono i luoghi della mia città che io sento particolarmente, che mi emozionano? E allora ho iniziato a girare e camminando mi sono ritrovato in quelli che sono stati per me tre luoghi importanti della mia vita. E allora da lì ho detto, vabbè, perché non trasferire questa volontà anche ad altre persone? E quindi ho fatto un elenco che inizialmente era di 50-55 personaggi, e ho detto, beh, li incontro e mi faccio raccontare da loro gli angoli che amano della città di Treviso, e così è nato il libro. Tu hai una particolare, no, attenzione per i volti e le storie, no? Per le persone che determinano anche la storia di un luogo. Dal Veneto sei passato a Treviso, parli di 55 persone, personaggi che non sono poche per una realtà come Treviso. No, no, certo, perché Treviso ha un po' di tutto, no? Come sempre, come anche nel nostro mestiere, no? Le storie bisogna cercarle, bisogna cercare di cogliere gli aspetti di ciascuno e tirar fuori quello che la persona ha detto. L'inedito. E devo dire che tra l'altro questo tipo di racconto è stato anche apprezzato dalle persone che hanno fatto, come dicevo prima, anche un viaggio nella memoria, no? Si sono ricordati, Alessandro Benetton per esempio, no? Che ricorda quando in un determinato luogo della città andava in bicicletta con la Roma Sport. Sono ricordi che abbiamo riposto nel cassetto e che difficilmente riemergono, no? Deve esserci qualcosa che li fa scattare, e allora queste mie richieste in qualche modo hanno anche stimolato la ricerca del passato. Il ricordo porta il personaggio alla realtà della persona
o sono ricordi legati alla figura del personaggio? Prima mi citi Alessandro Benetton, no? Quindi il suo andare in bicicletta, quindi più esperienze private che esperienze pubbliche. Sì. Quindi in qualche modo tu sei riuscito anche a fare un viaggio intimistico Sì. nella storia di queste... Come era un po' stato con Volti e Storie, anche lì, no? Sì, non cercavo il protagonismo del personaggio, dell'industriale, piuttosto del cantante o del ministro, del presidente della regione. Cercavo proprio che emergesse qualcosa di personale, e devo dire che è stato apprezzato. Parlavamo prima, no, di chi c'è, chi non c'è. Il ministro Nordio, per esempio, ha parlato della chiesa dove andava a fare il chierichetto, dove ha imparato prima il latino dell'italiano. Parla di un negozietto che c'è ancora in pieno centro di Treviso, che vende le lampadine. E anche lì è un posto magico perché trovi di tutto, no? Quindi è proprio la normalità della vita. Qui, scorrendo i nomi, insomma, sono proprio tantissimi personaggi che suscitano anche molte curiosità. Ad esempio Red Canzian, adesso cerchiamo insomma, di spoilerare qualcosa del tuo libro, della tua guida telecomandata. Sì, l'ho definita come una guida telecomandata perché andiamo lì, Red Canzian per esempio ci porta in quei posti. Ecco, uno di questi è una discoteca che ovviamente che c'era in centro a Treviso, è una, ecco, delle cattedrali che sono rimaste nel centro di Treviso, che è ancora chiusa, ma era una famosa discoteca dove lui con il suo gruppo andava a suonare e lì ha iniziato a muovere, diciamo, i primi passi, e ricorda anche della chitarra che il padre gli aveva regalato, una chitarra rossa. Luca Zaia? Beh, Luca Zaia, diciamo, è un racconto più istituzionale, se vogliamo, nel senso che racconta del suo periodo in provincia, quando era presidente della provincia, e molto spesso facevano i COISP in prefettura, e quindi con la sua bicicletta, perché si muoveva in bicicletta, faceva il Calmaggiore e raggiungeva appunto la prefettura e cominciava a guardare i leoni di San Marco, tutte le cose legate, diciamo... E quindi iniziava a pensare all'autonomia. Esatto, pensava al futuro. Senti, per par condicio Giovanni Manildo? Giovanni Manildo cita uno dei luoghi che è anche a me molto caro e per il quale di tanto in tanto avvio delle battaglie, e ne abbiamo parlato anche durante la presentazione del libro la settimana scorsa, un bar della città, un bar centrale che è chiuso da 13 anni. È il bar Biffi, che per carità è una... Dove è ubicato, per chi magari non lo sapesse? Palazzo dei 300. Sì. Sotto Palazzo dei 300, la loggia dei Cavalieri. Sì. È un po' come dire il bar Biffi, spero che non sia considerata un'eresia dai veneziani, è come se a Venezia... Florian. Brava, l'hai detto tu. E questo è un bar che era famoso, vabbè, anche per le sue squisitezze, i toast. Da quanto tempo è che... 13 anni. Sì, i famosi soffioni, no? Nell'area dei soffioni. Quello in fianco, quello in fianco. No, perché anch'io ho tanti ricordi dell'epoca dell'università a Treviso. Era il mio luogo, diciamo così, di appuntamento con le amiche. Ci sono questi due bar e questo qua è chiuso da 13 anni. E quindi Manildo ricorda appunto che lì sua moglie disse: io questo me lo sposo, diciamo perché è un luogo, al di là del bar, è un luogo dove si sono incrociate tantissime storie, sono nati molti amori, poi sfociati in matrimonio, poi chissà magari dopo anche in divorzio, ma comunque tante storie di vita, e anche sono nati dei progetti anche imprenditoriali, e quindi è un peccato vederlo chiuso, però ovviamente è di proprietà privata. E qual è l'elemento che, adesso insomma divago, qual è l'elemento che osta una ripresa? Ma guarda, non lo vogliono vendere, non lo vogliono... Ci sono questioni, sì, credo, ereditarie. Adesso sappiamo bene gli affitti, adesso cioè il rischio di impresa per uno che dice sì, è un bel posto, però io non posso permettermi una cifra di questo tipo, quindi probabilmente il locale deve essere anche sistemato, perché deve essere magari messo a norma, e capisco benissimo le esigenze della proprietà, però ecco,
quello è un posto che piange il cuore, no? Piange il cuore vedere. Io quando ero direttore di un emittente ricordo che avevo fatto... Di una delle tante. avevo fatto anche una campagna, avevo fatto le magliette con scritto riapriamo il Biffi. E devo dire che andando in giro avevo trovato una forte sensibilità da parte del... Un crowdfunding si potrebbe fare. Sì, esatto, infatti l'altra sera che abbiamo presentato il libro e c'era anche il presidente della Segafredo, Massimo Zanetti, quando abbiamo toccato questo argomento gli ho detto, Presidente, perché non lo prende lei con la sua azienda? E lui ha detto, beh sì, anch'io ci avevo provato, però sai, i costi sono alti, e poi probabilmente servono anche degli interventi, però ecco, è un monumento, non è... Chiamarlo... Sì, in effetti dovrebbe esserci esatto, chiamarlo bar, non dico un obbligo, però un incentivo a che una realtà di questo genere, che è un bene pubblico, al di là della proprietà privata legittima, ci mancherebbe, sì, dovrebbe avere un impiego, ecco. E allora, all'epoca il sindaco, quando io ho fatto fare le magliette, era Manildo, centro-sinistra, adesso c'è il sindaco Conte, centro-destra. Nessuno dei due però è riuscito secondo me magari con un po' di condivisione, si potrebbe anche vedere di trasformarlo, di dargli una veste, anche delle piccole mostre, adesso trasformano anche le edicole, no? Le vecchie edicole le trasformano in spazi espositivi. Anche magari inizialmente mostre temporanee e poi progressivamente, perché io adesso ho capito, il locale a cui ti fa riferimento era sempre affollato, non mi pare che avesse questo tipo di difficoltà. E dava vita, dava il senso, è città. E tu vedi, passi certe sere e vedi il bar che funziona, in fianco, che è aperto, che è chiuso anche quello, perché ci sono dei giorni in cui è chiuso, quindi c'è una piazza vuota. C'è la loggia principale della città che è chiusa. Non è bello. No, Treviso nel cuore, volti e luoghi celebri, ma oltre a essere un libro di testimonianze è anche una piccola mostra di acquerelli, perché i luoghi non sono solo evocati con le parole, ma sono descritti in questi acquerelli di Massimo Lupato. Questi disegni Ciao Massimo, saluto Massimo. Adesso chiedo al collega David se ce li manda in onda, così se vuoi Domenico mi racconti, ci guidi attraverso questi luoghi. Allora sì, ci sono 40 disegni di Massimo Lupato, anzi per la precisione 41, perché i personaggi sono 41, sì, poi rotondiamo per difetto. E Massimo Lupato ha tratteggiato alcuni degli angoli descritti dai personaggi del libro. Questa per esempio è Cadanoal, una bellissima sede che viene ricordata dal direttore del Museo Correr di Venezia, Andrea Bellieni, che è trevigiano. E lui in gioventù ha lavorato a Treviso sia a Santa Caterina, che cita, sia a Cadanoal, dove ha allestito diverse mostre. E Bellieni dice, peccato che Cadanoal attualmente versi in una condizione molto molto degradata, e quindi c'è anche qui uno slancio, un input, perché poi il libro, devi sapere Antonella, che ha l'obiettivo anche di partire da queste belle cartoline di Treviso, cioè il racconto insomma di una bella città, indubbiamente qual è Treviso, ma anche di stimolare un dibattito su quello che Treviso può e deve diventare in futuro, perché credo che, come dico sempre, ecco, questa è la loggia, no? Questa, esattamente. Dove facevamo riferimento a quel locale chiuso sotto. No, c'è proprio il locale. Sì, c'è proprio il locale. C'è proprio il locale, sì. Magari vediamo di scorrere così. Ma cosa deve diventare? Scusami se ti interrompo, perché adesso l'anima giornalistica emerge. Qual è la prospettiva che tu hai in mente per Treviso? Ecco, questo per esempio, scusa se ti interrompo, questo è Palazzo Ancillotto, che adesso è diventata la sede di 21 Invest di Alessandro Benetton. Benetton ha frequentato il Pio X, che è il collegio proprio a fianco di Palazzo Ancillotto, e quindi l'ha ristrutturato, e quindi ne ha parlato ovviamente
nel libro. No, tornando alla tua domanda, il progetto, allora ne abbiamo parlato anche l'altra sera, Treviso è sicuramente una città che offre tantissime cose, dà molte opportunità, adesso abbiamo visto anche il turismo che si è particolarmente sviluppato, però quello che manca a Treviso, secondo me, è il brand. Tu dici vado a Treviso perché? Perché si mangia bene, perché è una città d'acque, perché ci sono gli affreschi, cioè c'è una miscellanea di cose. Allora anche da un punto di vista turistico, secondo me, bisognerebbe individuare un brand, decidere Treviso città d'acque, Treviso città degli affreschi, quindi Urbs Picta. E c'è già Padova, vero? Vedi, Fondazione L'Urbs Benetton aveva Picta, fatto sai un che è stata bellissimo... riconosciuta, no? Sì, Patrimonio certo. UNESCO, quindi bisognerebbe Allora, trovare Urbs esatto, allora Picta, non va esclusiva. bene. Però, ecco, secondo me... Città d'acqua, legando al Sile. Esatto, infatti anche nei disegni ci sono molte rappresentazioni acqua in centro storico, perché è una piccola Venezia. Adesso tra l'altro, non so se c'è stata recentemente, ma hanno, come ogni Natale, i canali di Treviso vengono illuminati dalle stelle di Natale, che è veramente uno spettacolo, è bellissimo. Poi l'acqua è proprio cristallina, non è Ecco l'acqua qua, del questo Sile. vedi, è l'acqua, qua siamo ai giardini di Sant'Andrea, c'è lo scorrere del fiume, insomma, secondo me bisognerebbe lavorare su questo aspetto. Anche per valorizzare la Restera, che è un'altra La area. Restera, anche la Restera, ecco qua, questo per esempio è il castello lungo il Put, Sì. ed è citato da Red Canzian, perché è un castello che quando era giovane ci passava davanti e come tutti i ragazzi, insomma, Fantasticava. esatto, le fantasie. Quindi questo è sostanzialmente il dibattito su cosa può diventare Treviso, e anche un dibattito su nuove opportunità, perché prendiamo Pordenone, prendiamo Mantova, con i loro festival hanno sicuramente elevato la città. Pordenone legge. Mantova, Festival della Letteratura. Certo. A Treviso manca un qualcosa di forte. Tu, tra i personaggi che hai intervistato, c'è Marco Goldin, Sì. che è stata una figura che ha portato Treviso con le mostre degli impressionisti a Cadde Carraresi. Tu parlavi di brand. Mi viene in mente che, insomma, in qualche modo, in quegli anni, la forza dirompente di queste mostre aveva caratterizzato Treviso. Potrebbe essere questa una strada? È una strada che molti sperano che possa essere nuovamente imboccata. Perché si è interrotta? Si è interrotta per una serie di questioni, adesso non entro nel merito No, delle ma gestioni. magari parliamo di visione. Poi sì, diciamo che poi per organizzare eventi di questo tipo ci sono anche dei costi che non sono... assolutamente, non sono indifferenti. Ci sono poi, Goldin è molto bravo e secondo me se lui volesse qualcosa si potrebbe, però ecco, sono sempre eventi episodici. Quello che invece io vedrei di più è Treviso che si mettesse sulla scia di un qualcosa di nuovo. Si parla tanto, no, di benessere. Ecco, Treviso potrebbe diventare la capitale di un nuovo nord-est che punta alla qualità della vita e al benessere. Io lo scrivo nella mia introduzione, ho detto, noi siamo un paese dove si pensa e si parla molto di PIL, di prodotto interno lordo, ma si parla poco di FIL, della felicità interna lorda. Ecco, la mia ambizione sarebbe che Treviso potesse diventare la nuova locomotiva di Nord-Est del FIL, di creare qualcosa dove la gente sta bene. È quello il prodotto che poi andiamo cercando, non abbiamo più bisogno di sempre cose. Di più, sempre abbiamo di più. bisogno... Io ovviamente non sono un organizzatore, io posso avere un'idea, poi non so, magari qualcuno dirà che sono matto, è difficile da dire. Guarda, mentre tu mi stai dicendo questa cosa, mi viene in mente che intorno a Treviso ci sono tante situazioni di ville che propongono wellness, benessere, e quindi potrebbe diventare davvero Treviso il centro di tutta una serie, di una rete
di questo genere. Esatto, cioè per creare anche una sorta, se vogliamo, di, ripeto, non è il mio campo, di turismo, diciamo, emozionale. Sì, certo. Emozionale, cioè benessere, emozioni, profumi, ecco io la butto lì, poi chissà se qualcuno che la raccoglie, no? La città del profumo potrebbe essere. Hanno fatto anche il profumo, l'acqua di Treviso, se non sbaglio. Ah no, questo non lo sapevo. L'hanno inventata da poco, non so dove ma sono curioso di andarla a sentire. Beh, in effetti la città del profumo mi attira tantissimo, anche perché... No, ma anche, sai, qua vengono tanti, tu dicevi prima della Restera, che abbiamo anche nelle immagini, magari se dopo passa, ecco, qua siamo alla... Ecco, chiedo al collega magari se fa scorrere questa velocemente. È la chiesa di San Francesco, per esempio, qua sono le mura, queste sono le mura che vengono citate dal sindaco. Questa è un'antica osteria di Treviso, l'antica osteria, ecco qua, ancora qua siamo in pescheria, vedi la bellezza delle acque. Della ruota del mulino che ancora... Esatto, e siamo lì. Questo è il ponte di Portoghesi, qui siamo al Duomo, al Battistero del Duomo, i Leoni, questa è una via interna di Treviso, via Cornarotta. Questa è la chiesa di Santa Rita, anche questa è una bellissima chiesa con un cielo stellato. Questo è il liceo Canova, che viene citato anche da Laura Efrican, la ex moglie di Gianni Morandi. Qua invece siamo in pescheria, il ponte della Malvasia, questo è il ponte di San Francesco a Treviso. Questo è un bellissimo vicolo di Treviso, è Vicolo Dotti. Qua invece siamo un po' fuori Treviso, è la zona di via Acquette. Qua invece siamo in pescheria di nuovo, con gli affreschi, sempre le acque davanti alle mura di Treviso. Questa è Santa Maria Maggiore, che viene citata, tu citavi prima Marco Goldin, ecco lui da ragazzino giocava anche a pallone. Questo è il Duomo, questo è il Duomo di Treviso. Qua siamo nella zona di Sant'Agnese, il quartiere, eccolo qua, il famoso Biffi. Questo è il famoso Biffi che è stato rappresentato. Io avevo anche proposto di organizzare una mostra di pittura in quel plateatico per aprire idealmente il Biffi, certo. Una giornata dedicata con una prospettiva, no? Esatto, che questa porta possa riaprirsi quotidianamente, non Semel. Esatto. Insomma, e poi ci sono molti altri scorci, insomma, belli, con la penna, con il pennello di Massimo Lupato. Domenico, siamo in chiusura, come vedi, tu sei uomo di televisione. Vedo. E quindi sai che la mannaia del cronometro pende su di noi. Treviso nel cuore, volti e luoghi celebri, disegni di Massimo Lupato, Antiga Edizioni. Sarò banale, i tuoi luoghi del cuore di Treviso? I miei luoghi del cuore li ho accennati nell'introduzione, sono luoghi che escono, diciamo, dai circuiti turistici, perché il luogo del cuore mi riporta alla mia giovinezza, a Viale Montegrappa, un bellissimo viale che poi porta a Porta Santi 40. Io abitavo con i miei sopra una concessionaria di auto e vedevo arrivare le auto la mattina che arrivavano da Torino, anche mio papà comprava le Fiat ovviamente. Allora ricordo una mattina quando mio papà aveva ordinato la nuova 124 Coupé di colore aragosta, gli avevo imposto io quel colore, a mia mamma non piaceva, ma comunque mio papà mi aveva ascoltato. Anche perché c'era o aragosto, turchese o verde, esatto, se non mi ricordo erano quelli i colori. E allora una mattina mi sono affacciato, prima di andare a scuola, ho visto il camion con le macchine, mi sono messo a urlare, è arrivata. Ma poi era bella perché insomma lì sono arrivato con la Vespa Primavera, prima ancora con la bicicletta nuova, insomma era la mia casa. Poi le mura di Treviso, dove andavo quando ero ragazzino con la Vespetta, con la fidanzatina, quindi mi riporta un po' ricordi della gioventù. E poi un grattacielo, il grattacielo di via Pisa, 19 piani, all'ultimo piano c'era la sede della televisione dove
ho iniziato a lavorare. Possiamo dirlo, Antena 3, Antena 3, dove ho iniziato a lavorare, dove ho fatto il altro elemento storico di Treviso, se vogliamo. Ho fatto il direttore, che ero giovanissimo, avevo 26 anni, l'ho diretta per 3 anni, e lì ho capito che quella sarebbe stata la mia professione, e quindi ho dei bei ricordi. Devo dire che quelli sono stati, anche se ero crudo ancora professionalmente, però mi hanno dato grandi soddisfazioni, perché ricordo ad esempio il primo trapianto di cuore che l'abbiamo seguito. Non c'erano ancora le dirette, ma credo che l'abbiamo seguito veramente bene. Un'ultima cosa, questa guida telecomandata si limiterà a Treviso o stai pensando anche alle altre città del Veneto, dato anche tutti i personaggi che nella tua carriera hai intervistato? No, la mia idea sarebbe quella di esportare questo format in altri luoghi del cuore, del mio cuore. Diciamo, c'è Jesolo, che è una zona, una località che io amo, non d'estate, fuori stagione, e che mi riporta indietro nel tempo, e poi anche nelle Marche. Da un po' di anni mi sono innamorato della Riviera del Conero e mi piacerebbe fare qualcosa sulla Riviera del Conero. Marche, bellezza infinita. Bene, io ringrazio Domenico Basso, Treviso nel cuore, volti e luoghi celebri, disegni di Massimo Lupato, Antica Edizioni. Ringrazio voi per averci seguito anche questa mattina. Torniamo puntuali alle 7 domani. Arrivederci. Grazie.